Anch'io credo che i limiti dei 14 e dei 18 anni debbano essere modificati, perché oggi i ragazzi non solo crescono prima, ma soprattutto dimostrano anche in età precoce alcune tendenze negative. Però non è con la minaccia della sanzione penale che risolvi e forse nemmeno riduci questo problema. È ovviamente un problema essenzialmente educativo, ed è la ragione per cui quando spesso noi veniamo chiamati a tenere lezioni sulla legalità alle scuole, io dico all'inizio che preferirei fare una lezione ai genitori, perché è dalla famiglia ed è attraverso l'esempio che nascono i buoni cittadini. L'ex magistrato e procuratore di Venezia commenta le decisioni prese dall'autorità minorile con l'arresto da parte della polizia di 7 componenti delle baby gang, 3 maggiorenni e 4 minorenni, che hanno seminato il panico negli ultimi mesi tra Mestre e Venezia. Le pene dovrebbero cambiare, sì, ma non basta. E sull'emergenza della criminalità minorile aggiunge: vi è anche tanta disinformazione su alcuni tipi di reati. Pensiamo per esempio, a parte quelli delle baby gang, che molti ragazzi anche sotto i 18 anni hanno delle, diciamo così, vicende giudiziarie e penali perché sono estremamente imprudenti sull'uso dei telefonini e della sessualità. Non sanno per esempio che un rapporto sessuale a 17 anni è lecito se si è consenzienti, ma non si può documentare sul telefonino, non si può riprendere, perché altrimenti si commette il grave reato di produzione di materiale pedopornografico. Quando vai a insegnarglielo ai ragazzi a scuola, tutti c'è un continuo trasecolare e impallidire perché non ne sanno nulla. Ecco, l'informazione e l'educazione.